Saluti a tutti, con questo video daremo inizio a una nuova serie dedicata alla linguistica, scienza analizzata dal mio egocentrico punto di vista. Da che punto guardi il mondo, tutto dipende, è il testo di una strofa della canzone Depende, scritta da Carabe De Palo e tradotta in italiano da Giovannutti con Dipende. Il punto di osservazione è molto importante perché, come dice Zucchero Fornaciari, solo la marchesa che cammina sugli specchi può dire vedo nero, guardando in perpendicolare l'immagine riflessa sotto la sua gonna. Un altro interlocutore posizionato di fronte a lei non sarà in grado di ammirare tale visione perché punterà allo specchio da un'altra angolatura o prospettiva. Allo stesso modo, se capovolgo una clessidra riempita di sabbia, sono i granilli collocati sopra il cono inferiore che vanno per primi a depositarsi a base inferiore dell'oggetto ribaltato. Quando Max Leopoldo Wagner giunse in Sardegna dalla Germania per studiare la lingua sarda, non tenne conto che egli in quel momento, nel 1915, rappresentava un paese prospero e lui, uno povero. Nella clessidra di Wagner colavano i granelli della civiltà germanica, che da ultima passava prima. Nel 1915 Wagner ottenne la docenza all'Università di Berlino per poi insegnare a Roma e a Napoli. Nella vita ebbe la fortuna di incontrare un amico mecenate che lo aiutò a finanziare le sue ricerche. Tra il 1918 e il 1960 compose e pubblicò le sue opere sulla lingua sarda. La stratificazione del lessico sardo, 1928, Osservazioni sui sostrati etnico-linguistici sardi, 1933, La lingua sarda, storia, spirito e forma, 1950, Dizionario etimologico sardo, 1960-64. Ai primi del Novecento Wagner intraprese il suo viaggio attraverso i paesi dell'isola, come erano soliti fare in quel tempo gli antropologi che dalla industrializzata Gran Bretagna e dalla bellicosa Germania visitavano i paesi in via di sviluppo. Egli era giunto in Sardegna con una preparazione linguistica invidiabile che solo pochi a livello europeo potevano vantare. Conosceva bene diverse lingue, aveva viaggiato tanto e possedeva una raccolta incredibile di dati che, come un computer portatile, elaborava per le corrispondenze linguistiche. In terra sarda egli cercò collaborazione con i più accreditati letterati, come lo storico Ettore Pais, il quale riteneva che Cagliari fosse stata fondata dai cartaginesi, il nome di Olbia di etimologia greca e Gurulis Nove, attuale Cugliari, di estrazione straniera. Per gli eruditi sardi e per Wagner la vera storia dell'isola aveva avuto inizio con la conquista cartaginese della Sardegna centro-meridionale. Poco importava se qualche scrittore come Polibio descriveva nelle sue storie che i mercenari cartaginesi erano stati cacciati via dai sardi. Infatti su quella vicenda nel suo primo libro Polibio scrive: tra il 247 e il 241 a.C. l'esercito di Amilcare Barca approdò in Sardegna dalla Sicilia. Quando a Roma nel 240 si festeggiava la vittoria nella prima guerra punica, i mercenari cartaginesi, ammutinatisi, giustiziarono i loro comandanti. Dopo questi fatti i mercenari si scontrarono con i sardi, ma i nativi dell'isola li costrinsero a imbarcarsi verso il continente italico. In altre parole, i cartaginesi furono sconfitti in Sardegna 2 volte, prima dai loro stessi mercenari, poi questi ultimi dai sardi. Ciò nonostante, giusto per contestualizzare il periodo relativo alla prima metà del Novecento in Sardegna, tutti, da Wagner agli storici sardi, erano dei veri e propri Indiana Jones, pro-cacciatori di Fenici e Punici. Per cui, secondo le loro visioni, vi era stata per forza già dall'antichità un'immigrazione verso l'isola da uomini provenienti dal continente africano. Per avvalorare questa tesi, Wagner citò autori antichi, a dimostrazione che la Sardegna fu terra di conquista fin dai primordi, definendo i sardi un popolo eternamente colonizzato. È partendo da questa concezione sui sardi che Wagner scrive le sue opere, pertanto struttura la lingua sarda come uno scavo archeologico e pone, dopo qualche accenno al fenicio e al punico, la base del lessico sardo nel latino. Quindi va a ricercare le forme linguistiche che non hanno a che fare con il latino per catalogarle nella lingua proto-sarda.
Dopo il periodo romano-bizantino e la successiva indipendenza dell'isola, egli considera ogni parola corrispondente a quella catalano-aragonese di derivazione iberica. Vengono considerate di origine catalana o castigliana parole quali viaggio, viaggio, prese secondo Wagner dallo spagnolo viaje o dall'italiano viaggio, convinto che i sardi non avessero mai viaggiato per terra o per mare. Nella corrispondenza tra la J ispanica e la Z sonora sarda, egli predilige la prima. Wagner sostiene che per molte parole catalane e castigliane non si può stabilire se il prestito sia dovuto a una o all'altra lingua, ma taglia fuori da questo discorso il sardo, che sarebbe il risultato di importazione di queste due lingue. Secondo Wagner, i sardi non utilizzano nei loro dialoghi concetti astratti, ma solo concreti, presi dal dizionario della campagna. Quindi i sostantivi verbali sarebbero tutti di derivazione italiana o spagnola, per cui fura da rubare, tramutu da permutare, acabu da terminare, assemizzo da somigliare, crebu da crepare, favedu da parlare, fentomu da mentovare, severo da scegliere, appreto da affrettare, peneto da penettire, non avrebbero un'origine sarda, ma sarebbero etimi di altre lingue romanze. Il linguista tedesco ritiene che il sardo sia morfologicamente vicino al latino, madre di tutte le lingue romanze, tralasciando il piccolo particolare che il latino possiede casi che il sardo non ha. Egli non va a investigare i motivi per cui i romani avessero acquisito i costrutti dal greco, né perché i sostantivi latini avessero nell'ablativo singolare la declinazione più vicina alla lingua parlata. Wagner dà una spiegazione a questi interrogativi dicendo che il lessico sardo origina in parte da una lingua di immigrati iberici giunti in Sardegna con i Balari. In altre parole, Wagner con le sue opere distrugge completamente la nostra identità linguistica. Né Wagner e né i letterati sardi del suo tempo danno peso ai circa 20.000 siti archeologici, testimoni di vestigia precedenti alle occupazioni cartaginese e romana. Se Wagner avesse analizzato la lingua sarda senza preconcetti, avrebbe potuto sviluppare quello che io chiamo fondatore linguistico. Seguendo questo paradigma, forse egli avrebbe potuto scoprire che parole quali Azzena o Atene e Rumana o Roma appartengono al lessico sardo antico. A proposito dei nostri pozzi sacri, precedenti alle civiltà greca e romana, se Wagner avesse effettuato una ricerca etimologica sulla Pittia o Pizia, la sacerdotessa del tempio di Apollo in Delfi, voce scritta in greco Puzia e pronunciata Puzia o Puzia, avrebbe potuto accertare che tale seme è propriamente sardo e deriva proprio dal pozzo, putu o puzzo in sardo. Poiché non possono essere stati i romani a dare il nome a tale sacerdotessa, né il cognome ai vari Puzzu, Puzzulu o Puzzul, appare chiaro che il fondatore è nel sardo. Nei prossimi video entreremo in particolare di questo e di altri termini che fanno parte del nostro patrimonio identitario, capovolgendo la clessidra e facendo colare la sabbia della nostra storia antica, ci accorgeremo che per migliaia di anni abbiamo dettato il nostro verbo sulla civiltà antica del Mediterraneo, precedendo di millenni greci, fenici, punici e romani. Dobbiamo però contestualizzare e prendere dall'opera del Wagner tutto ciò che egli di positivo, con il rigore scientifico, con i limiti dettati dal suo tempo, ci ha lasciato. La visione di Wagner sulla lingua sarda è il riflesso del suo specchio che, come quello della marchesa di Zucchero, vede nero con i suoi occhi. Sull'esempio di Jarabe de Palo occorre osservare il mondo anche da un punto di vista diverso per non errare. Così, seguendo il paradigma latino, greco, sardo, fondatore linguistico, si scopre che quasi tutta l'antica toponomastica delle terre che si affacciavano sul Mediterraneo antico era scritta in sardo. Se si rovescia il teorema di Wagner, si capovolge anche la clessidra sulla storia sarda. Saludos!